Appalti e mazzette, nuovo colpo di scena, prima il dissequestro di 300.000 euro, adesso un nuovo sequestro delle somme ai 5 indagati. Non è piaciuta l'interrogazione dell'onorevole Giovanna Iacono ai vertici di AICA che l'attaccano, ma lei si difende. Reazione scomposta, la magistratura dice accerterà le responsabilità. Il messaggio di Monsignor Damiano dal San Giovanni di Dio, una Chiesa unita per un mondo riconciliato. Lilo Burgio è il nuovo responsabile della Lega in provincia di Agrigento. Costi dei servizi balneari in aumento in Sicilia, anche se si mantengono più bassi che altrove, ma diventano impossibili per i siciliani. Un nuovo Ego Point ad Agrigento, energia ed ecologia per un servizio di qualità e convenienza anche in città. Più voli per la più grande delle Pelagie, ma con il mare calmo riprendono gli sbarchi. 85 migranti approdano nella notte sull'isola. Rapina a Monserrato, trattore distrutto dalle fiamme a Sambuca, incidente stradali a Palma di Montechiaro. Musica e cori per la pace, stasera in cattedrale l'iniziativa del polifonico Sergio Alletto, si esibiscono le migliori realtà siciliane. Presentato a Ribera il libro del cardiochirurgo Giovanni Ruvolo e per lo sport, calcio, eccellenza e promozione, prime indiscrezioni sulle gare finali di calcio giovanile a Raffadali. E ben trovati dalla nostra redazione. Rimane sempre in primo piano la vicenda legata all'inchiesta su appalti e mazzette. Prima c'è stato il dissequestro, adesso un nuovo sequestro dei circa 300.000 euro che sarebbero la prova dell'inchiesta della Procura della Repubblica e che ha svelato un intreccio politico-affaristico sul rifacimento della rete idrica cittadina. In questo servizio il nuovo capitolo. Nelle ultime ore, con un provvedimento urgente di sequestro preventivo firmato dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto procuratore Rita Barbieri, i soldi sono tornati nuovamente sotto sequestro. Si arricchisce di una nuova puntata l'inchiesta su un giro di appalti che sarebbero stati truccati dietro il pagamento di mazzette. Il Tribunale del Riesame di Agrigento, presieduto da Vilma Angela Mazzara, aveva di fatto dissequestrato gli oltre 300.000 euro nella disponibilità di 5 indagati, ossia i componenti della famiglia di imprenditori favaresi del gruppo Caramazza, i professionisti Sebastiano Alesci e Vittorio Giarratana. Il nuovo atto di sequestro è stato notificato agli interessati dagli agenti della squadra mobile di Agrigento che sta conducendo le indagini. Per i magistrati, appare certo il rischio di dispersione delle somme di denaro, conservate in buste sigillate nell'attesa della decisione del giudice, e per questo sono stati sequestrati nuovamente 188.800 a Carmela Moscato, 65 anni. Madre di Federica e Dino Caramazza, ai quali sono stati sequestrati 35.000 euro alla prima e 7.900 al secondo, e le somme in denaro di Vittorio Giarratana, 50.000 euro, e di Sebastiano Alesci 17.850. Adesso della vicenda dovrà occuparsene il GIP del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Zampino, che dovrà decidere se confermare il sequestro o meno. E intanto l'AICA attacca la parlamentare Giovanna Iacono, che ha presentato una interrogazione finalizzata ad ottenere delle risposte dal governo in merito all'adozione di iniziative urgenti di competenza a tutela del bene pubblico acqua e della sua pubblica gestione. E la deputata oggi risponde così. Dopo l'attacco di AICA al deputato nazionale Giovanna Iacono arriva la risposta della parlamentare. Che la mia attività politica e parlamentare confluisca in una relazione ufficiale di AICA è un fatto singolare. Che la stessa sia stata definita come un tentativo di accostamento malevolo e subdolo alle indagini della magistratura per aver messo in evidenza le responsabilità politiche di quel CDA, lo è ancora di più. A dirlo in una nota è la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono. La reazione scomposta del presidente del CDA di AICA alla mia interrogazione parlamentare, continua Iacono,
finalizzata a ottenere delle risposte dal governo in merito all'adozione di iniziative urgenti di competenza a tutela del bene pubblico acqua e della sua pubblica gestione, da parte mia, non può passare sotto silenzio. L'appalto della rete idrica di Agrigento, oggi oggetto delle attenzioni da parte della Procura di Agrigento, sottolinea Giovanna Iacono, è una delle vicende più inquietanti e contorte della storia di quella città assetata e in affanno. Sostenere che una stazione appaltante non abbia compiti di vigilanza e controllo, oltre che di pianificazione e gestione dell'intero processo di appalto, è quantomeno curioso. Chi altri avrebbe dovuto farlo? In quella interrogazione, prosegue Iacono, abbiamo scritto che sussisterebbe la responsabilità del Consiglio di amministrazione dell'AICA per non avere adeguatamente vigilato e quantomeno per non aver compreso le anomalie nella definizione di un iter amministrativo lento e contorto, che ha causato anche nel 2023 la mancata finalizzazione di un primo finanziamento di 45 milioni di euro per scadenza dei termini di utilizzo. Secondo la parlamentare Dem, si tratterebbe di cose tutte evidenziate, tra l'altro, anche nell'istruttoria e nell'attività di vigilanza operata da ANAC, a firma del presidente Giuseppe Busia. Appare altresì curioso, inoltre, che il CDA di AICA che oggi rimette mandato ai sindaci che l'hanno nominato, ma con ben altri presupposti, si ritenga totalmente estraneo ai fallimenti conclamati di questa gestione del servizio idrico, al punto da invocare esso stesso il commissariamento. Le responsabilità penali le accerterà la magistratura, ma è dovere della politica mettere in evidenza criticità e anomalie, che nel caso della gestione del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento sono gravi e lampanti. Parliamo adesso della vigilia della solennità della Pentecoste. L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, dall'ospedale San Giovanni di Dio, dove si trova per un periodo di degenza in seguito all'incidente stradale, ha consegnato alla Chiesa agrigentina un messaggio nel quale afferma: questo tempo di solitudine e precarietà che segue l'incidente di sabato 24 maggio si sta trasformando provvidenzialmente in uno spazio di nuova creazione che Dio permette alle nostre vite. Il Signore dice: infatti mi sta visitando con la premura e l'affetto di questo presbiterio, di questa chiesa, dei confratelli vescovi, della società civile, dei familiari, degli amici di sempre. Egli inoltre conferma: mi circonda di attenzione anche attraverso la professionalità e sensibilità dei medici, degli infermieri e di tutto il personale che si sta prendendo cura di me. Viviamo, continua, questa Pentecoste facendo nostro il desiderio di Papa Leone, quello di una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Nell'augurarvi, conclude, una buona Pentecoste, con voi invoco dal risorto il dono dello Spirito, perché come fuoco d'amore rinsaldi i nostri vincoli di comunione, come luce beatissima illumini i nostri cammini di fede e come vento impetuoso si abbatta sulla nostra Chiesa di Agrigento. E adesso politica. È Lillo Burgio, il nuovo responsabile provinciale della Lega in Sicilia. Abbiamo ascoltato i territori e individuato persone competenti, dice il segretario Nino Germanà, capaci e rappresentative. Il loro ruolo sarà fondamentale per rafforzare il legame tra il partito e le comunità locali, sostenere gli amministratori e promuovere una politica fatta di concretezza, buon governo e vicinanza ai cittadini. E c'è un'indagine che ha reso nota a Federconsumatori sui costi delle spiagge e dei lidi siciliani. C'è un consistente aumento delle tariffe, anche se si mantengono più basse che altrove, però queste tariffe non possono permettersele i siciliani e dunque questa indagine di Federconsumatori conferma la volontà dei gestori di agevolare il turismo mordi e fuggi, perché i costi mensili comunque sono troppo alti per tutti. Sentiamo. La Sicilia è la regione italiana più economica per trascorrere una giornata in spiaggia. Ombrellone, sdraio, lettino e pedalò costano sensibilmente meno della media nazionale e gli abbonamenti stagionali costano addirittura il 50% in meno. Lo sostiene una indagine di Federconsumatori. Le rilevazioni dei prezzi sono state fatte nelle province di Palermo, Catania e Trapani.
Ma è pur vero che pur restando relativamente bassi, i prezzi di tutti i servizi balneari in Sicilia sono in aumento rispetto al 2024. L'ombrellone costa il 4% in più, la sdraio il 3% in più, il lettino il 10% in più, così come l'abbonamento giornaliero, quello mensile, quello stagionale e un'ora in pedalò. Gli incrementi, in media, sono del 6%, un dato che è ben oltre l'inflazione e, soprattutto, è il più alto come crescita, in percentuale, tra tutte le regioni. Analizzando i dati si nota che ad aumentare di più sono i prezzi di lettini e abbonamenti giornalieri, mentre crescono molto meno gli abbonamenti mensili e stagionali. E questo, dice Federconsumatori, vuol dire che i gestori dei lidi prevedono l'ennesima stagione di turismo mordi e fuggi, che cercheranno di monetizzare al massimo alzando i prezzi di quello che venderanno di più. Il posto comodo col lettino per un giorno e l'abbonamento complessivo per un giorno. I siciliani, conclude Federconsumatori, non hanno soldi da spendere per le vacanze, mentre i turisti ormai passano dalla Sicilia per pochi giorni. Energia verde e conveniente. Ad Agrigento nasce un nuovo punto Ego Green. Le interviste. Marcello Giavarini oggi ad Agrigento per inaugurare questo corner di Ego Green. Sì, oggi finalmente è arrivata la data di Agrigento. Come sapete siamo in fase di espansione, cominciamo a mettere le famose bandierine città per città. Ovviamente Agrigento ha un ruolo particolare, sarà la sede amministrativa di Ego Green e continueremo avanti con il nostro svolgimento. Domani ne abbiamo due, quindi non abbiamo finito, ci sarà Raffadali, Palma di Montechiaro e domenica abbiamo l'apertura a Siracusa della sede regionale. Una coincidenza importante con Agrigento Capitale della Cultura in un luogo prestigioso che è quello del Viale della Vittoria, di più non si poteva chiedere. Sì, una coincidenza devo dire, perché era previsto nel 25, quindi la coincidenza si è realizzata. Per quanto riguarda il Viale, la location l'abbiamo cercato parecchio tempo, anche per questo abbiamo ritardato l'apertura. Abbiamo trovato una location adatta ad Ego Green e quindi eccoci qua. La vostra è un'azienda verde? Verde, verdissima, e ormai la transazione energetica è iniziata, non si può più fermare. Un'azienda che si impegna anche nel sociale con tante sponsorizzazioni, in particolare nel mondo sportivo e non solo. Sì, cerchiamo di essere sempre presenti sul territorio per quanto riguarda lo sport, culture, le associazioni, perché sono delle idee del benessere circolare. Un imprenditore una parte del ricavato lo deve rimettere in circolazione. Un'azienda che cresce nonostante il periodo di crisi e questo è un fiore all'occhiello per la vostra azienda. Diciamo un po' di fortuna. Un'azienda energetica importante a livello nazionale come Ego Green oggi è qui ad Agrigento in una zona prestigiosa come il Viale della Vittoria. Sì, oggi c'è l'inaugurazione di questa prestigiosa azienda, ringrazio anche Giancarlo Giavarini per aver voluto fortemente qui a Agrigento questa iniziativa, è qualcosa di molto importante, di molto futuristico, si parlerà di energia alternativa, si parla anche di energia sostenibile e può essere anche una, tra virgolette, una garanzia per i nostri giovani, per il futuro dei nostri giovani che vogliono restare qui nel nostro territorio invece di emigrare proprio per lavoro. È un'iniziativa che da tempo si auspicavo che potesse essere intrapresa qua ad Agrigento e ripeto, ringrazio Giavarini e mi auguro che anche voglia continuare a intraprendere la sua storia di imprenditore anche sportivo qui nella nostra città. Chissà, magari un pensiero, no? Ma sì, lui ha un'ampia visione, quindi può essere anche una grossa mano d'aiuto per il nostro territorio. Miriamo noi sempre per migliorare le cose, naturalmente che ha una buona volontà e che ha anche una capacità economica notevole, ci possa dare una grande mano d'aiuto. Oggi ad Agrigento la nuova apertura del punto vendita, ma non solo, anche di consulenza di Ego Green. Sì, siamo onorati e felici di aprire l'ufficio qui ad Agrigento, un nuovo Ego Point, un punto di riferimento ad Agrigento dove il nostro presidente Marcello Giavarini è orgoglioso di questa apertura. Siamo ben lieti di essere qui e di dare un contributo alla comunità agrigentina, sia per quanto riguarda la fornitura di luce e gas con le offerte delle vantaggiose, sia per quanto riguarda anche nuove opportunità che si potrebbero creare per il lavoro. È una piazza importante, Agrigento, capitale della cultura e capoluogo della provincia. Ecco, cosa vi aspettate?
Allora, innanzitutto, come ho detto poc'anzi, il nostro è un impegno per quanto riguarda dare un contributo alla crescita di Agrigento. Ci aspettiamo che la comunità agrigentina ricambi questo nostro affetto che noi riversiamo nei loro confronti e siamo qui ben lieti di aspettarli ed eventualmente dare il nostro contributo per la crescita. La vostra caratteristica, c'è scritto nello slogan, con te per natura. La nostra azienda naturalmente si utilizza delle fonti rinnovabili, quindi con un impatto ambientale quasi zero, ed è per questo che siamo orgogliosi che le nostre fonti energetiche derivano da queste fonti rinnovabili. Parliamo adesso di Marco Ciulla, il poliziotto agrigentino che ha salvato il ragazzo che voleva suicidarsi. A Marco e a tutti gli eroi silenziosi in divisa va la gratitudine del governo e dell'Italia. Grazie per esserci sempre, lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per ringraziare l'agrigentino Marco Ciulla, poliziotto della sezione volanti della Questore di Agrigento, che libero dal servizio insieme al capitano dei carabinieri della compagnia di Agrigento Alberto Santino e con la collaborazione e il contributo della centrale operativa dell'Arma, scrive la Premier, hanno salvato la vita ad un ragazzo che aveva deciso di togliersela. Marco, poliziotto delle volanti, libero dal servizio, stava tornando a casa ed è stato fermato da un ragazzo che chiedeva aiuto, scrive sui social Giorgia Meloni e poi racconta tutta la storia. Per agevolare turismo ed economia, Lampedusa avrà 3 voli in più. Sentiamo. Più voli per Lampedusa. Poche ore dopo l'incontro fra il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le prime soluzioni concrete per evitare che venga pregiudicato il diritto alla mobilità e venga tutelata l'economia isolana. Ci saranno 3 voli aerei in più, nei giorni 15, 22 e 29 giugno, sulla tratta Lampedusa-Palermo e viceversa e l'avvio dell'iter per garantire la proroga alla DAT Voli di Sicilia per almeno 6 mesi, in maniera tale che a Lampedusa non venga compromessa la continuità territoriale. Si va verso la proroga alla DAT, spiega Mannino, ma abbiamo chiesto, fin da subito, dei correttivi per garantire gli spostamenti dei residenti di Lampedusa, ossia una sistematica riserva di posti per quanti sono appunto residenti sull'isola. E restiamo a Lampedusa, dove 85 migranti sono sbarcati all'alba dopo che il barcone di 11 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dai militari della motovedetta CP319 della Guardia Costiera. I migranti hanno riferito di essere originari di Bangladesh, Etiopia, Somalia, Egitto, Sudan, Eritrea, Pakistan e di essere partiti da Zawiya in Libia dopo aver pagato da 5.000 ad 8.000 dollari a testa per la traversata dal paese di origine. La cronaca, c'è stata una rapina a Monserrato, il colpo è stato messo a segno in una tabaccheria del luogo. A Monserrato, rapina in una tabaccheria, rubati soldi e stecche di sigarette per circa 15.000 euro. I malviventi, una volta penetrati all'interno dei locali, hanno rovistato un po' ovunque, mettendo a soqquadro i vari ambienti, poi hanno portato via tutto quello che sono riusciti ad arraffare, circa 5.000 euro in contanti e numerose stecche di sigarette di varie marche. Quindi si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Ad entrare in azione una banda, composta da almeno 3 soggetti che si è introdotta nell'esercizio commerciale, dopo aver forzato la saracinesca d'ingresso, posta al piano terra di un palazzo. Il bottino, come detto, ammonta a circa 15.000 euro. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i proprietari. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini. Non c'è nessuna certezza che ad agire sia stata la stessa banda di delinquenti che ha già colpito poco più di un mese fa nella vicina Villa Seta. Anche allora venne svuotata una tabaccheria per un ammontare del danno di oltre 30.000 euro.
Un trattore è stato distrutto da un incendio, sono state avviate le indagini. Il fatto si è verificato nottetempo in contrada Sant'Annella nelle campagne di Sambuca di Sicilia. Il mezzo era di proprietà di un imprenditore poco meno che cinquantenne, titolare di un'azienda agricola. Il rogo si è spento da solo, ma nulla da fare per il mezzo ridotto a carcassa carbonizzata. A fare l'amara scoperta è stato lo stesso proprietario che ha presentato denuncia a carico di ignoti ai carabinieri di Sambuca di Sicilia. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini. Spetterà all'attività investigativa stabilire la causa dell'evento. Ha ucciso la moglie, poi l'ha fatta finita. I corpi senza vita di 2 persone, marito e moglie, sono stati rinvenuti nelle scorse ore nella loro abitazione in Castelvetrano, in provincia di Trapani. Le vittime sono Francesco Campagna, di 55 anni, e Mary Bonanno, di 49. Campagna svolgeva la professione di infermiere all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. L'uomo si sarebbe infatti tolto la vita dopo aver ucciso la donna, che è stata trovata morta nelle scale dell'abitazione. La tragedia è avvenuta in via 4 aprile, nel centro del paese, dove sono intervenuti i carabinieri. La donna è stata trovata morta nella palazzina di 2 piani dove abitava proprio con il coniuge. I carabinieri hanno trovato la saracinesca del garage aperta e sono entrati dopo aver ricevuto l'allarme, forse, da alcuni parenti della coppia. Francesco Campagna e Mary Bonanno avevano 3 figlie. Il delitto sarebbe avvenuto in un momento in cui all'interno della palazzina non vi era nessun'altra persona. Una delle loro figlie, che vive ancora con loro, non era in casa. Al secondo piano della palazzina, invece, una zia dell'omicida che in questi giorni si trova dalla figlia a Marsala. Così i carabinieri, in una nota del comando provinciale trapanese, l'uomo si sarebbe lanciato dal tetto e non impiccato, come riferito in un primo momento. Dai preliminari accertamenti ancora in corso di svolgimento e coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Marsala presente sul posto, sembrerebbe trattarsi di omicidio-suicidio. La donna sarebbe stata colpita alla testa da un oggetto contundente, verosimilmente una chiave inglese, rinvenuta in prossimità del corpo, e l'uomo si sarebbe poi gettato dal tetto della casa. Non risultano allo stato essere state formalizzate denunce o querele da parte di nessuno dei 2 coniugi o segnalazioni riconducibili a possibili dissidi nell'ambito della coppia. Sono in corso di svolgimento rilievi tecnici e tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della esatta dinamica dell'evento. Così invece il primo cittadino, Giovanni Lentini. La nostra città è stata scossa da una tragedia familiare, un dramma consumato nel silenzio delle mura domestiche che provoca sgomento, tristezza e profonda riflessione. In momenti come questi il dolore si fa collettivo, ci stringiamo con rispetto e partecipazione al cordoglio dei familiari coinvolti, offrendo il nostro sostegno umano e istituzionale. Di fronte ad episodi così dolorosi sentiamo forte il dovere a promuovere una cultura del rispetto, della cura, dell'ascolto, affinché nessuno si senta mai solo o abbandonato. Castelvetrano si ferma, riflette e si stringe nel silenzio. E torniamo a parlare della Scala dei Turchi, che qualche anno fa fu imbrattata di vernice rossa. Sono state chieste condanne per 2 favaresi. Sentiamo. Chiesti 4 mesi e 10 giorni di reclusione per il 51enne favarese Domenico 40 e 6 mesi e 15 giorni per Francesco Geraci, 47 anni, anche lui di Favara.
Il pubblico ministero Margherita Licata, al termine della sua requisitoria, ha avanzato richiesta di condanna dei 2 imputati, accusati di aver sfregiato con della vernice rossa la Scala dei Turchi di Realmonte. Per 40 la richiesta di condanna è ridotta per via di una perizia psichiatrica che ha accertato la sua parziale incapacità di intendere e volere. La vicenda risale al gennaio del 2022. 40 sarebbe stato l'esecutore materiale del gesto mentre Geraci avrebbe guidato la Ford Transit al bordo della quale i 2 soggetti hanno raggiunto la scogliera di Marna Bianca. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, il 14 luglio prossimo emetterà la sentenza. Incidenti stradali a Palma di Montechiaro nel sinistro avvenuto in via Roma all'incrocio con piazza Matteotti. Sono rimasti feriti 2 giovani. Entrambi erano a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, per evitare un'auto sono finiti contro un muro. Il conducente, un 19enne di Naro, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Ha riportato traumi sparsi e qualche scoriazione. Stessa situazione anche per il giovane passeggero, anche lui trasferito in ospedale per le cure mediche del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, la protezione civile e il personale della 118. Un fitto mistero avvolge l'omicidio di Angelo Pirri, 42 anni. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto e residente a Santa Lucia del Mela. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto ieri poco dopo mezzogiorno in una cunetta lungo una stradina sterrata, adiacente a via Antonino Torre, nei pressi della via Nazionale, in località Giammoro. La zona costeggia l'autostrada A20 ed è poco frequentata, utilizzata per lo più da chi possiede terreni agricoli nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, affiancati dai colleghi del RIS per i rilievi tecnici. Presente anche il sindaco di Pace del Mela, Mario Lamalfa. La scena che si è presentata agli investigatori è apparsa fin da subito inquietante. La vittima presentava una ferita alla testa, mentre attorno al corpo erano visibili tracce di sangue e un bossolo. In un primo momento si è ipotizzata un'esecuzione a colpi d'arma da fuoco, ma nel corso della giornata è emersa anche la possibilità che Pirri possa essere stato colpito con un oggetto contundente, forse una pietra. Una lite degenerata potrebbe essere all'origine della tragedia, ma si tratta di ipotesi che necessitano di ulteriori riscontri investigativi. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sia sulle dinamiche dell'omicidio sia sul possibile movente. Questo è il primo delitto dell'anno nella Riviera Tirrenica messinese. Un caso intricato che sembra un puzzle con ancora troppi pezzi mancanti. Anche il luogo del ritrovamento, appartato e lontano dal passaggio, lascia supporre che possa essersi trattato di un incontro finito nel sangue, forse dopo un acceso confronto. E adesso parliamo di eventi, perché c'è un importante e singolare concerto stasera che si terrà presso la cattedrale di Agrigento. È un'iniziativa voluta e organizzata dal coro polifonico Sergio Alletto, che coinvolge in questa serata le migliori realtà corali siciliane. Un appuntamento da non perdere con inizio alle ore 20:30. I particolari. L'Associazione Musicale e Culturale Coro Polifonico Sergio Alletto ripropone per il secondo anno la rassegna corale Sergio Alletto denominata Veni Creator Spiritus Pax Pro Mundo. La rassegna, diretta dal maestro Lorenzo Puma, si terrà stasera presso la cattedrale a partire dalle ore 20, un evento che celebrerà la pace attraverso la bellezza della musica e la forza unificante del canto corale. La rassegna rappresenta un'occasione unica per ascoltare 8 cori provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione, oltre ad essere un momento musicale di alto livello, è anche un atto di fede e condivisione, capace di toccare le corde più profonde dell'anima. Alla rassegna parteciperanno la Cappella Musicale Martiniana di San Martino delle Scale, diretta da Riccardo Tumminello, il Coro Don Milani di Caltanissetta, diretto da Rosario Randazzo, il Coro Diocesano di Agrigento, diretto da Graziella Fazzi, il Coro Nadat e Turbe di Trapani, diretto da Rosalia Catalano, il Coro Cantores dei di Alessandria della Rocca, diretto da Miriam Fugallo, il Coro San Gregorio Agrigentino, diretto da Alfonso Lupo,
il coro Resonanzie Camera Chorus di San Cataldo, diretto da Daniele Riggi, e il coro polifonico Sergio Alletto di Agrigento, organizzatore dell'evento, diretto da Lorenzo Puma. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Ed è stato presentato a Ribera il libro A cuore aperto, scritto dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo. È il racconto di 20 anni di volontariato tra Sicilia e Tanzania. Per me è stata un'esperienza piena di emozioni, essendo io riberese ho rivisto tante persone che hanno non solo supportato la nostra associazione, ma tante persone che io nei miei quasi 50 anni di cardiochirurgia ho operato, quindi c'è un legame veramente di cuore con Ribera e i riberesi. È anche un'occasione per diffondere sempre il concetto di volontariato, e soprattutto anche questo libro mi è servito per dire grazie ai riberesi che tanto hanno contribuito all'associazione anche nelle prime fasi e poi quando è stato necessario acquistare un fuoristrada per il nostro progetto Running Doctors. Io mi auguro di ripetere questa esperienza nelle scuole, perché è fondamentale che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di vivere queste esperienze, perché arricchiscono la nostra anima, ci fanno crescere culturalmente anche dal punto di vista spirituale. Il problema della migrazione è l'alibi per tanti politici per fare carriera e per giustificare certi atteggiamenti xenofobi. Io penso che noi abbiamo fatto studiare tante persone in Tanzania, queste persone sono decise a restare nel loro paese, quindi il problema è portare cultura e lavoro nei loro territori, evitando solamente di sfruttarli. Poi è ovvio che nel momento in cui ci sono delle guerre, ci sono tante persone che cercano di sfuggire alla guerra, sfuggire alla morte, o anche non capisco perché debba essere così una brutta cosa cercare di andare in paesi dove puoi arricchire la tua professionalità, come abbiamo fatto noi siciliani andando negli Stati Uniti, in Svizzera e in tutta Europa. Ritengo che il volontariato per noi è una prerogativa, perché come circolo vogliamo essere presenti nella comunità e invogliare la gente a essere disponibile verso gli altri. Il nostro circolo ha 180 anni, è stato fondato prima dell'Unità d'Italia nel 1844 e ci teniamo a dare sempre, a essere in prima fila nella città e anche nel comprensorio, per dire che noi ci siamo e vogliamo essere sempre presenti e essere da stimolo alla città e ai cittadini. Secondo me il libro A cuore aperto, il messaggio che può dare alla comunità è quello di dire che dobbiamo essere disponibili verso gli altri, dobbiamo cercare di far capire che poi alla fine la nostra vita è di passaggio e quindi dobbiamo dare anche un segnale della nostra vita. Protesta fortunatamente rientrata presso il carcere di Trapani. Cosa è accaduto in questo servizio? Ennesima situazione di pericolo ieri per personale di polizia penitenziaria del carcere di Trapani, dove una cinquantina di detenuti si sono rifiutati di entrare in cella dopo le ore 15. È stata necessaria l'opera di mediazione dei magistrati di sorveglianza giunti sul posto. Il motivo della protesta pare che volevano estesi dei benefici rispetto a quelli attuali. Presente comandante e direttore che con grande professionalità, unitamente a tutto il personale che è iniziato il turno alle ore 8 e finito alle 21, sono riusciti a sventare qualsiasi provocazione che poteva anche compromettere l'ordine e la sicurezza della struttura e quindi dell'ordine pubblico. La prova provata che le carceri sono una polveriera e probabilmente fa più cronaca il personale di polizia penitenziaria quando accadono fatti che li vedono coinvolti rispetto al grande lavoro che riescono a mettere in campo ogni giorno per cercare di rieducare e di reinserire, ovvero di reprimere azioni verso la sicurezza delle strutture. Noi come organizzazioni sindacali tutti, SAP, SINAP, OSAP, UIL,
USPP e CISL abbiamo iniziato lo stato di agitazione da 2 giorni. Trapani è una struttura davvero che ha necessità di attenzione e abbiamo chiesto l'incontro col provveditore perché questa storia non può reggere a lungo e non pensiamo che debba accadere qualcosa di più grave affinché l'amministrazione penitenziaria a tutti i livelli di responsabilità possa metterci mano. Chiederemo il coinvolgimento anche della politica perché la politica deve necessariamente occuparsi seriamente dei problemi del carcere perché il carcere è un problema sociale e i problemi devono essere risolti con i fatti e non con gli slogan. La regione siciliana ha stanziato quasi 2 milioni di euro in favore dei comuni che si sono distinti per l'attuazione di politiche virtuose in materia di accoglienza, sostenibilità ambientale, inclusione e valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. Un decreto firmato dall'assessore regionale per le autonomie locali Andrea Messina assegna contributi a quei centri che nel corso del 2024 hanno ottenuto importanti riconoscimenti da parte di enti nazionali e internazionali. Le somme sono state ripartite sulla base di parametri oggettivi tra i comuni di una stessa categoria, in particolare 350.000 euro sono stati assegnati a 14 comuni insigniti della bandiera blu, riconoscimento della Fondazione per l'Educazione Ambientale. Si tratta di Menfi, in provincia di Agrigento, Aliterme, Furcisiculo, Letoianni, Lipari, Roccalumera, Santa Teresa Riva, Taormina e Tusa nel Messinese, Ispica, Pozzallo, Modica, Ragusa e Scicli, in provincia di Ragusa. Ai comuni che hanno ricevuto la bandiera verde conferita da una commissione di pediatri italiani alle località particolarmente attente alle esigenze dei più piccoli sono stati assegnati complessivamente 150.000 euro, tra questi ancora Menfi, Catania, Giardini Naxos e Lipari, Balestrate, Cefalù e Palermo, Ispica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce, Scicli e Vittoria, Noto, Campobello di Mazzara, Marsala, Mazzara del Vallo e San Vito Lo Capo. 100.000 euro sono stati ripartiti tra i comuni che hanno ricevuto il riconoscimento della bandiera lilla, simbolo di attenzione verso l'inclusività e l'accessibilità per le persone con disabilità. Tra questi Caltabellotta, Catania, i centri di Eli Terme, Furcisiculo, Letoianni, Milazzo, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa Riva, Savoca e Tusa nel Messinese, Avola in provincia di Siracusa e San Vito Lo Capo nel Trapanese. Ai comuni plastic free sono andati complessivamente 250.000 euro per l'impegno dimostrato nella riduzione dell'utilizzo della plastica e nella tutela dell'ambiente, tra questi Favara, Belpasso, Santa Teresa Riva, Cefalù, Modica, Avola e Castelvetrano. Un impegno particolare è stato riservato ai borghi siciliani che custodiscono il cuore identitario della regione. 800.000 euro infatti sono stati assegnati ai 20 comuni che hanno ricevuto il titolo di borgo più bello d'Italia, quale sostegno per interventi di accoglienza e promozione turistica e culturale. Infine un contributo di 320.000 euro è stato equamente suddiviso ai comuni designati Borgo dei Borghi, a partire da Militello, in Valle di Catania, vincitore dell'edizione 2025, e proseguendo con Gangi, Montalbano e Licona. Sambuca di Sicilia, Petralia Soprana, già premiati in passato con lo stesso riconoscimento. E adesso parliamo di sport, calcio, è molto ricco di notizie il servizio di Carmelo Lentini che ci parla di eccellenza, di promozione, poi ci riferisce le prime indiscrezioni sulle gare finali per la promozione in D, della finale scudetto per il Siracusa e ancora di calcio giovanile a Raffadali. Entra in cantiere la nuova stagione agonistica e già sono indicate le date fondamentali nel corso di una lunga sessione del direttivo presieduto da Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND. Per il campionato d'eccellenza di calcio A11 e la Serie C di calcio A5 le iscrizioni dovranno essere perfezionate
entro il 18 di luglio. La Coppa Italia prenderà il via il 31 agosto, mentre il campionato il 14 settembre. Per quanto riguarda invece la promozione, la prima e la seconda categoria del calcio a 11 e la Serie D e di quella a 5, le iscrizioni dovranno effettuarsi entro il 25 di agosto. Il primo turno di campionato si giocherà il 27 e il 28 settembre del 2025. Successivamente saranno diramate le date che riguardano anche la terza categoria. Alla finestra le società di Agrigento città che mirano ad iscriversi ad un campionato. In archivio invece le semifinali sono rimaste 14 squadre dei campionati di eccellenza a giocarsi i posti in palio per la Serie D per la prossima stagione 2025-26. Le partite di andata e ritorno si disputeranno rispettivamente l'8 e il 15 giugno a partire dalle ore 16. Come previsto dal regolamento, supplementari ed eventuali tiri di rigore in caso di parità nel punteggio aggregato al termine delle due sfide. L'unica variazione riguarda invece l'orario della gara tra Canosa e Gela, che prenderà il via mezz'ora dopo il normale fischio d'inizio, vale a dire alle ore 16:30. Modica Puteoli Real Normanna si giocherà al campo Barone di Modica. Canosa Città di Gela, come detto poc'anzi, si giocherà alle 16:30 al campo Sabino di Canosa di Puglia. A cambio invertite si ritornerà in campo il 15 giugno alle ore 16. Per quanto riguarda invece sarà lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo ad ospitare la finale scudetto Serie D Livorno-Siracusa, in programma sempre questa domenica 8 giugno a partire dalle ore 16. L'ultimo atto di questa bella stagione esaltante che vedrà le regine dei gironi E e I del campionato affrontarsi per il titolo di campione d'Italia. In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. E concludiamo con una notizia di FIGC. Si è svolta giovedì scorso, 5 giugno, allo stadio comunale di Raffadali la manifestazione del Fun Football, presente un folto numero di bambini e un nutrito gruppo di collaboratori tecnici territoriali SGS di Agrigento che hanno curato le attività ludiche. Chiaramente i protagonisti in campo sono stati gli stessi bambini, tantissimi, circa 180, che appartengono alle categorie primi calci e piccoli amici con i loro genitori al seguito. Le società del territorio partecipanti sono state Agrigentum, Atena, Colleverde, Favara Academy, Marina di Palma, Raffadali, Scuola Calcio San Giovannese e Virtus Favara. Il tutto si è svolto in un clima sereno e di grande divertimento che hanno caratterizzato un gran bel pomeriggio di festa. Infine, l'ultima notizia: si disputa questo sabato pomeriggio la finalissima Under 16 Acregas terzo tempo per la conquista del titolo regionale di categoria. La sfida si disputa allo stadio comunale Ferdinando Lombardo di Casteltermini con fischio d'inizio alle ore 17. Le due giovani compagini sono allenate l'Acregas da Emiliano Bellavia e Dino De Rosa con il supporto tecnico di Francesco Nobile, mentre il terzo tempo, compagine palermitana, invece è allenata da una vecchia gloria acregantina e del calcio siciliano e non, vale a dire Totò Tedesco. Termina qui il nostro telegiornale, a tutti un buon weekend, grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento comunque con le prossime edizioni, ricordandovi che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle 15, alle 20, alle 9 del mattino e ancora sul 268 in tutta Italia, sul sito www.televideoagrigento.tv dove c'è la web tv e ancora naturalmente sui nostri numerosi canali social. Grazie per l'attenzione e arrivederci.